Da anni viene inserita nel programma di legge speciale la realizzazione nei cimiteri di Chioggia di nuovi loculi ed ossari, ma quello che si domanda la consigliera Alessandra Penso di Obiettivo Chioggia è se effettivamente sia ciò che corrisponde alle esigenze del territorio. Sono 5 i cimiteri, uno a Borgo San Giovanni, uno a Sottomarina, gli altri 3 nelle frazioni. Secondo la consigliera, negli ultimi anni le esigenze sono cambiate sia da un punto di vista urbanistico che sociologico. I cimiteri che prima si trovavano fuori le mura cittadine ora sono integrati nella città e d'altro canto sono aumentate le cremazioni. Ciò che vuole la Penso con il suo ordine del giorno è impegnare il sindaco e la giunta a provvedere all'affido di una revisione generale dei nostri cimiteri per valutare nel dettaglio le esigenze cittadine e alla redazione di un piano regolatore cimiteriale. Quest'ultimo potrebbe aiutare chi è di competenza ad avere un'analisi puntuale della situazione attuale e una proiezione del fabbisogno nel prossimo futuro, con la possibilità di cercare nuove aree adeguate per la sepoltura e di realizzare una sala del commiato. Dunque, allora mi hanno detto che non devo dirlo perché lo diceva Vanna Marchi, quindi cominciamo dicendo dunque. Allora, alle mie spalle vedete quella zona che abbiamo, diciamo, messo all'indice più volte perché era una zona in concessione. La società che c'era in concessione poi ha perso la concessione, è andata all'asta, l'ha vinta un altro soggetto e ha avuto l'ordine di sgomberare tutto, tra cui anche il cancello che c'era in pratica, perché ho parlato con appunto uno dei dirigenti, mi ha detto che è stata lo stesso genio civile a obbligarli a togliere anche il cancello. Quindi cosa succedeva? Succedeva che i disgraziati che vengono di notte a inquinare, a buttare, diciamo, abbandoni, immondizie e altro materiale, e venivano di notte e andavano a scaricare ed era molto più semplice. Qua adesso sei sulla strada, se ti fermi sulla strada sei sull'occhio, bene o male passa qualche macchina, e invece hanno cominciato a fare così. Noi abbiamo cercato di informarci, abbiamo cercato di avere i numeri, l'abbiamo messo sul video, abbiamo messo su Chioggia Azzurra. Fortunatamente abbiamo una guardia di finanza a Chioggia, quella della squadriglia navale, che sono per fortuna molto attenti a questo tipo di problematica. Sapete che non è la prima volta che sequestrano cantieri, trovano zone dove appunto ci sono gli abbandoni, tutta una serie di cose, e oggi abbiamo avuto la bella sorpresa che è stato fatto il sequestro. L'unica cosa che è da chiedersi, ma non si poteva prima che questi che avevano finito il termine della concessione arrivare a chiudere la cosa? Non poteva essere quello che ha preso la concessione a chiudere prima? Cioè, adesso c'è il posto, avete visto le riprese, che ci sono un sacco di materiali vari ed è veramente un peccato che adesso qualcuno dovrà provvedere allo smaltimento con costo per la comunità, perché comunque che sia di gestione del magistrato delle acque, che sia del genio civile, che sia del comune, dovrebbe essere del genio civile, ci dicono di Padova o di Venezia, non abbiamo ancora capito, non abbiamo ancora questa certezza, ma comunque qualcuno dovrà smaltirli e i costi sono a carico della comunità. Comunque grazie veramente alla Guardia di Finanza di Chioggia della squadra navale. Allora siamo alla CAM, c'è un'offerta eccezionale, ci sono questi gamberoni argentini o atlantici che vengono 11 euro al chilo, praticamente la scatola è di 2 kg, 22 euro. L'offerta vale fino al 31 dicembre, tra l'altro chi lo compra non è che deve sporgerarli tutti, ne può prendere anche una alla volta, sono bellissimi, sono selvatici, quindi non è che sono allevati, che ci siano cose strane, antibiotici o del genere, quindi è un prodotto ottimo, pieno di proteine, salubre e anche a un prezzo eccezionale, perché a questo prezzo non credo che lo trovate da altre parti.
Si fa sempre più difficile la situazione nelle case di riposo. I segretari generali di FPCGL, CISL FP e WIL FPL del Veneto hanno lanciato l'allarme sui vuoti di personale che si stanno creando a seguito della migrazione degli operatori verso altre strutture. Stiamo assistendo, dicono i sindacati, a dimissioni del personale dalle strutture pubbliche verso strutture private o, paradossalmente, alla fuga dall'ente pubblico per poi farsi riassumere dallo stesso ente attraverso contratti libero-professionali. Questa situazione richiede che il legislatore nazionale, omogeneamente su tutto il territorio italiano, decida interventi appropriati. Parallelamente, un intervento di consiglieri regionali del Partito Democratico sollecita la Regione Veneto sul problema dei costi per gli utenti. Le comunicazioni di aumenti delle rette, come quelle che si registrano nel veneziano, dicono le consigliere Francesca Zotis e Anna Maria Bigon, disegnano un quadro che rapidamente porterà ovunque in Veneto, a partire dal prossimo mese di novembre, ad aumenti dell'ordine delle centinaia di euro. Ma invece di un interessamento regionale, registriamo uno stallo a dir poco preoccupante che potrebbe causare l'impossibilità per le famiglie di continuare a pagare le rette e per le strutture di cura e accoglienza nel proseguire con le attività. Ci dicono che alcuni cittadini abbiano abitudini criticabili, cittadini che senza remore o problemi entrano in cimitero in sella alla loro bici, non solo, anche in sella al loro scooter e con la bici giungono fino alla tomba, talvolta fermandola sul vialone principale delle sezioni, talvolta passando tra le lapidi. Lo abbiamo verificato questa mattina. I dissuasori messi nei due ingressi, centrale e meridionale, non servono a nulla, visto che tutti coloro che non si staccano dalla bici entrano dall'unico ingresso che ne è privo, quello a nord, ma non si può chiudere anche questo in quanto si creerebbero difficoltà ai portatori di handicap. Le bici e gli scooter addirittura non dovrebbero neppure entrare nell'area cimiteriale, è divieto anche accompagnarli a mano. I ciclisti imperterriti dicono che la loro tomba è troppo distante, devono portare mazzi e mazzi di fiori, la loro paura è che la bici gliela rubino, insomma 1000 motivi, validi o inutili, vengono apportati, ma ci si chiede come mai alcuni riescano a rispettare il cartello di divieto risituato fuori ad ogni ingresso del cimitero. Sembra che qualcuno si debba ritenere sempre, per forza, più furbo di chi rispetta le regole e l'abitudine di dover parcheggiare sempre più vicino possibile alla destinazione fa dimenticare il rispetto, anche quello che dovrebbe esserci in un luogo sacro, come quello dove giacciono le spoglie dei defunti. Ieri il Consiglio regionale del Veneto, votando la legge per la valorizzazione della tradizione enogastronomica veneta, ha istituito il logo Ristorazione tipica del Veneto, di cui si freggeranno ristoranti, trattorie e agriturismi che propongono i piatti tipici e la qualità della cucina veneta. Inoltre, la promozione delle ricette tipiche dell'enogastronomia regionale culminerà nella settimana della tradizione enogastronomica veneta. Le opposizioni si sono astenute. La legge approvata prevede che il logo sia concesso agli esercenti che valorizzano la filiera corta e offrono ai consumatori le ricette tipiche della tradizione regionale. A gestirlo sarà un concessionario costituito dalle associazioni maggiormente rappresentative del settore della ristorazione. Questi dovrà disciplinare l'utilizzo e il controllo del logo, seguendo
seguendo un apposito regolamento. I titolari del logo regionale saranno iscritti ad un registro che rappresenterà un titolo preferenziale nell'accesso ai contributi regionali e gli iscritti saranno sottoposti a periodici controlli di qualità e in caso di mancato rispetto del regolamento sanzionati. Per l'operazione in bilancio sono stati stanziati 150.000 euro. Tra i consiglieri c'era stato anche chi voleva introdurre pietanze prive di prodotti di origine animale, mentre per altri la cifra stanziata era troppo esigua e non si riuscirebbe a risollevare il settore, hanno affermato. Per altri ancora il logo adesivo sarà ben poca cosa o ancora un'iniziativa poco coraggiosa. Per la maggioranza la finalità della legge è quella di riconoscere e tutelare la ristorazione tradizionale, oscurata da nuove abitudini alimentari standardizzate. La proposta di legge è stata presentata da Filippo Rigo e l'intento è stato quello di tutelare l'enogastronomia tipica ed identitaria della regione, proteggendo il passato ed investendo nel futuro. Il territorio veneto, che include mare, montagna, laguna e lago, annovera una cucina variegata con tradizioni vecchie di secoli, tramandate di generazione in generazione, che è giusto conoscere. Chi arriva in Veneto vuol conoscere anche i piatti tipici ed è quindi giusto tutelare i ristoranti e le piccole osterie che li propongono, favorendo e garantendo la trasmissione della cultura enogastronomica. Rigo, per proporre questa legge, si è prima confrontato con le associazioni di categoria e le osservazioni di queste ultime, oltre alle necessità del settore, hanno portato alla volontà di istituire il logo Ristorazione tipica del Veneto e la conseguente Settimana della cultura enogastronomica veneta, che potrà diventare un appuntamento imperdibile a livello internazionale. Secondo i consiglieri dell'opposizione, questa legge rischia di creare discriminazioni in un settore che invece necessita di interventi per risolvere i gravosi problemi attuali legati ai rincari energetici e a una situazione economica che sta mettendo molti ad un passo dalla chiusura, difficoltà che non possono essere risolte con un adesivo che richiama la tipicità. Si tratta, affermano, di un provvedimento debole, l'ennesimo di un Consiglio che continua ad approvare leggi e leggine, ma senza un disegno generale di riconoscimento della qualità e specificità dei prodotti del Veneto, concludono i consiglieri. Dunque, mi sembra, Corriere Veneto di oggi è mercoledì, scusate, 26 ottobre, ho visto un articolo che mi ha un po' così stimolato, nel senso che è stata riportata praticamente la protesta, il rammarico di una signora di Rovigo, della provincia di Rovigo, che è stata sanzionata dalla polizia locale del posto per 2 volte per una cifra, mi sembra che abbiano scritto 66 euro, perché questa non teneva pulito il giardino, nel senso non tagliava l'erba. Allora questa signora ha portato tutta una serie di motivazioni, che non è giusto, che sarebbe giusto fare sanzioni ad altri, e tutta una serie di, perdonatemi, scuse, e che a mio avviso con tutto il rispetto del Corriere del Veneto ci mancherebbe altro, ma mi stupisco anche che venga dato spazio a certe cose. Allora, a Chioggia abbiamo una situazione, c'era l'altro giorno l'ordinanza comunale sull'albo petrolio online piena di omiss, perché di solito c'erano i nomi, adesso non sono più omiss, di campi che sono con l'erba alta, che i proprietari non li puliscono. Nello stesso articolo la signora parla che ha una figlia, c'è la foto con la figlia, e c'è il marito, quindi non si capisce il motivo per cui questa non deve tenere in ordine il giardino. Tra l'altro stiamo passando un'epoca, la Western Isle, l'ultimo bollettino dell'ASL, per fortuna c'è stato un leggerissimo aumento di 2 casi, quelli che sono accertati, quelli che vengono rilevati, perché ci sono persone che hanno la Western Isle e non lo sanno, e ne sono morti fino adesso 8, quindi oltre a altre malattie che sono portate da insetti. Quindi, con tutto il rispetto, 66 euro a mio avviso erano anche pochi, perché se la signora fosse sola, non avesse nessuno e non avesse la possibilità di sistemare, potrei capire che poi tra l'altro ci sono associazioni, però potrei capire il rammarico di essere stata sanzionata. Ma con una figlia sembrava in ottima forma, non sembrava che fosse una persona affetta da vari handicap, quindi l'invito è col cappello in mano anche alla polizia locale di Chioggia, che comincia a fare sanzioni, magari qualcosa più di 66 euro, perché non è possibile
che ci siano dei campi e dei terreni vicino alle case, che oltre al pericolo degli insetti c'è il pericolo degli incendi, perché se prende fuoco un campo continua a non piovere e le case sono a rischio.